Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner. È il momento di analizzare quello che è stato il fine settimana per le formazioni calcistiche siciliane. Parleremo anche di Palermo, anche se il campionato di Serie B è rimasto fermo per gli impegni delle nazionali. Come sempre cominciamo con la Lega Pro e cominceremo con il Catania, ma intanto chiedo alla regia di favorirci quello che è il quadro dei risultati maturati per la nona giornata. Vedremo anche la classifica e devo anche salutare qui in studio con me Alessandro Vagliasini. Buon pomeriggio. Buon Alessandro. Pomeriggio. Allora, vediamo un po' di poter guardare i risultati dell'ultimo turno, se li abbiamo pronti. Eccoli qui, li vediamo insieme. Il Crotone ha vinto 3-0 largo sul Foggia in trasferta, poi il successo del Catania 3-0 invece a Giugliano e la Casertana che si è imposto 2-0 sul Picerno in trasferta. Altra vittoria in trasferta, quella della Salernitana contro il Monopoli per 1-0. Poi Casarano Cerignola 3-0, a Cava dei Tirreni il Trapani è passato per 1-0. Atalanta Under 23 ha trovato il successo in trasferta sul campo del Cosenza e questa è una vittoria certamente importante visto come stava andando il Cosenza nelle ultime settimane. Pari 0-0 tra Potenza e Latina, a Siracusa è passato il Sorrento scatenando e mettendo ancora più in difficoltà da un punto di vista anche soprattutto dei risultati la formazione di Turati, e poi il Benevento vinto largo 4-0 sull'Altamura. Ma la classifica, una considerazione, sì. 7 vittorie esterne su 10 partite, forse un record assoluto. Fattore campo di fatto è saltato, non è esistito completamente. Vediamo la classifica, come dicevamo, del campionato di Serie C, il girone meridionale con la Salernitana che in testa a 22 punti, poi c'è il Benevento a 19, a 18 Catania e Casarano che continua ad essere comunque una sorpresa di questa stagione. A 17 c'è il Crotone, poi 15 punti per il Cosenza, la Casertana 14, Potenza 13, Monopoli Latina 12, il Sorrento e il Cerignola a 10, a 9 punti il Picerno, poi 8 per Trapani, Atalanta Under 23 ad Altamura, 7 punti per il Foggia, 6 Giugliano, 5 punti per la Cavese, 3 punti fanalino di coda invece il Siracusa. Parleremo del momento difficile e complicato del Siracusa fra non molto, ma intanto Alessandro, volendo analizzare la prestazione del Catania, un Catania che è apparso solido, un Catania che è andato con le idee chiare sul campo del Giugliano, ha fatto valere la migliore capacità tecnico-tattica, la differenza di rosa e un Catania mi è sembrato anche libero mentalmente, nel senso che forse ha superato alcune difficoltà che potevano magari fare immaginare dopo le prestazioni poco brillanti in campionato, soprattutto seguite alla sconfitta di Cosenza. Sì, Angelo, molte similitudini con la gara interna col Siracusa, perché l'approccio come contro il Siracusa è stato molto positivo. Il gol nei primi minuti è un lasciapassare importantissimo per subito spostare l'inerzia tattica dalla propria parte della gara, e poi ho visto comunque in linea generale una condizione sia fisica che mentale uniforme nel blocco squadra per tanti minuti. È un aspetto questo in costante crescita, segno che la squadra ha superato quel momento di grande difficoltà legato ai numerosi infortuni, col recupero degli effettivi, anche solo il fatto di averli nel gruppo, di vederli in panchina, di vederli pronti a riscaldarsi per eventualmente entrare in campo, ha riportato un clima di serenità e di stabilità. E questo si percepisce in campo sia nell'11 di partenza ma anche con i subentranti, perché per vicissitudini, infortuni di Cicerelli, per scelte tattiche e le altre decisioni di Toscano alla panchina, tutti hanno dato un loro contributo. Parlo di Raimo per esempio, un giocatore che ogni qualvolta viene chiamato in causa è subito pronto, reattivo, un giocatore pratico, molto un giocatore pragmatico, utilissimo. Lui per dirne altri, lo stesso Stoppa comunque, anche se ancora non riesce ad andare in gol, mi è sembrato più vivo, più presente nella manovra, ha creato anche 2 o 3 situazioni interessanti e quel famoso episodio su cui torneremo stasera diffusamente, insomma rigore non rigore in quella situazione con Prezioso del Giugliano. Complessivamente credo che il Catania abbia fatto apparire facile una partita che facile non era, perché comunque la Salernitana Giugliano ha vinto per il rotto della cuffia dopo essere stata messa sotto a lungo dalla squadra di Cudini,
e quindi non è esattamente una squadra materasso. Bravo il Catania a far valere, come dicevi correttamente tu, la maggiore consistenza tecnica in primo luogo, ma anche fisica, perché questa è una squadra che da un punto di vista fisico ha pochi eguali nella categoria, forse solo la Salernitana ha questa stazza, questa presenza fisica nella partita da parte un po' di tutti i giocatori. Quindi bene così, il miglior modo per presentarsi a questo doppio turno casalingo, che non sarà certamente decisivo, ma ci darà delle indicazioni molto molto importanti. Alessandro, cosa possiamo dire a questo punto di questo Catania? Che ritroviamo così come l'avevamo visto, diciamo, nelle partite iniziali, cioè ritrovato tutti i giocatori a disposizione, la squadra riesce ad esprimersi con grande serenità e facilità, anche direi. Adesso arrivano due partite complicate, prima c'è la Salernitana, poi c'è il Benevento, sono le due squadre che stanno immediatamente davanti alla squadra di Toscano, e ora adesso si inizia a fare sul serio, perché non sono certamente sfide decisive, ma comunque determineranno quello che sarà il proseguo almeno del girone di andata. Beh, sono partite complicate anche per le avversarie, cioè la Salernitana e il Benevento dovranno venire a Catania, ed è ovvio che il fattore campo, a maggior ragione contro la Salernitana, dove i tifosi della Salernitana non possono venire per un dia di trasferta che è legato ai fatti di Salernitana-Sampdoria della scorsa stagione, quindi avranno uno stadio gremito, perché è facilmente immaginabile che ci sarà il tutto esaurito per tutte e due queste gare, e quindi il Catania con questa crescita che abbiamo constatato nelle ultime due partite, col valore complessivo dell'organico che non ha nulla da invidiare a quello della Salernitana e quello del Benevento, secondo me ha tutte le precondizioni per offrire delle grosse prestazioni. Poi ovviamente sull'esito delle partite gli episodi sono sempre determinanti e cruciali, ma il Catania deve essere bravo a portarsi gli episodi dalla propria parte. Sentirei le parole di Forte, che è tornato al gol su azione, fra le altre cose, nella partita contro il Giuliano, e aveva saltato il derby contro la Siracusa A titolo precauzionale. per dei problemi, sì, piccoli problemi fisici. Sentiamo cosa ci dice. Venivo da un periodo dove fisicamente avevo avuto qualche problema, però ecco, sono contento di essere rientrato e soprattutto della vittoria della squadra, che come ho sempre detto per me è la cosa principale. La mia carriera comunque penso che ho sempre segnato, no? Qualche gol ho fatto tra Serie A e Serie B. In C ho giocato poco, ora sono tornato e mi sono messo a disposizione della squadra. Io ho sempre detto che per me la cosa principale è vincere, quindi finché si vince sono l'uomo più felice del mondo. Poi è normale che il mio ruolo è fare gol, come ho detto, non mi esalto in momenti come questo, come non vado in down quando non segno. Penso che la prestazione l'ho sempre fatta, ho sempre dato tutto. Quindi poi c'è un mister, c'è la squadra che fa le scelte. Io sono contento di quello che ho dato finora, ma ripeto, si guarda sempre avanti. Ormai quello che è stato, c'è una partita fondamentale questo weekend e io sto già pensando a quello. Allora, già proiettato la partita con la Salernitana, Francesco Forte, che è anche il top. Ma tu sai il motivo dell'esultanza con la pinna dello squalo? No, questo... ve lo spieghiamo subito col contributo grafico della nostra regia, perché ovviamente è lui il top del match, ovviamente non è il migliore delle pagelle, poi lo scopriremo stasera a corner, ma se abbiamo appunto questo contributo vi possiamo spiegare anche da cosa nasce l'esultanza. Ci fanno vedere intanto in preview l'esultanza, stanno cercando l'esultanza in questo momento. Però, vorremmo, se fosse possibile, vedere, diciamo, la grafica, il top del match. Lo chiedo alla regia ovviamente, così magari lo vedremo dopo se riusciamo questo episodio. Vabbè, evidentemente, eccolo qua. Allora, ecco, siamo riusciti a recuperarlo. E allora, lo spiega lo stesso Francesco Forte, insomma, sono dichiarazioni del passato, che ha detto: quando giocavano la primavera dell'Inter, un telecronista disse che somigliava all'attaccante spagnolo Negredo, che poi giocò anche nel Manchester City, che era soprannominato lo squalo, il tiburon in spagnolo. E da qui è nata la mia esultanza, insomma, con la pinna dello squalo dopo ogni gol. Quindi era molto giovane, giocava nella primavera dell'Inter,
oggi ovviamente nel pieno della maturità, 32 anni, 3 gol e un assist in questa stagione. Ricordiamo che è arrivato in prestito dall'Ascoli e ha un contratto fino al prossimo 30 giugno. Allora, parleremo ancora della partita di ieri sera nel corso di Corner, la partita ovviamente di sabato. Non solo di questo, Non solo di questo. Parleremo di Torre del Grifo, parleremo del controverso episodio da Moviola che abbiamo... Quello abbiamo preparato, e ce ne sono due, guardi, ne metteremo a confronto la decisione sul campo di Giuliano con la decisione che invece è maturata in un'altra partita, dove è stato concesso un gol Casarano-Cerignola, a Chirico, il gol del fuorigioco vantaggio. chilometrico. Però abbiamo già... Lo vediamo stasera. Se mi permetti, prima di salutarci... Dobbiamo però vedere un'altra considerazione, sì, dobbiamo farla su quella che è stata la giornata di sabato da un punto di vista degli scontri, perché vanno registrati due episodi certamente non belli. Poco edificanti, assolutamente, perché che stigmatizziamo. da condannare certamente, perché già in mattinata c'erano state delle tensioni sul traghetto tra la stessa tifoseria del Catania e poi invece sull'autostrada poco dopo Salerno, comunque questo prima della partita, sul traghetto. Dopo la partita c'è stato questo incrocio con i tifosi della Casertana e venivano da Picerno. E qui stiamo vedendo le immagini di quella che è stata praticamente è stato un pomeriggio di follia, con l'autostrada bloccata, chiusa, fumogeni. Ora, poi non ci lamentiamo quando ci sono i divieti di trasferta per i tifosi del Catania. Vengono vietate. Cioè, basta di invocare giustizia. Tutto perché sarebbe iniziato con un lancio da parte dei tifosi della Casertana, però il buonsenso magari avrebbe voluto, diciamo, di non raccogliere questo tipo di provocazione e proseguire per la maturità e la responsabilità si vede in questi frangenti. Cercando di capire quali possono essere le conseguenze. Anche perché stiamo vedendo le immagini, sono eloquenti. Siamo su un'autostrada. L'autostrada è bloccata perché questi gruppi di tifosi hanno pensato bene di tirarsi i fumogeni da una corsia all'altra, e non solo fumogeni, non c'erano soltanto fumogeni. Quindi diciamo che ci piaceva evidenziare e sottolineare questo aspetto, che è certamente l'aspetto negativo. Macchia, insomma, il pomeriggio di sabato, che era, insomma, un pomeriggio calcisticamente perfetto. Anche perché da qui potrebbero arrivare anche delle decisioni del giudice sportivo. Ma sono fatti accaduti fuori dallo stadio, quindi può essere solo un discorso legato a divieti di trasferta per questo senz'altro non è poco, sicuramente. Siccome ho sentito dire partita Catania-Salernitana a porte chiuse, ma non può essere, proprio perché i fatti sono accaduti fuori da un impianto di gioco, quindi non è l'ipotesi percorribile, anche perché si è aperta alle 14 la prevendita per Catania-Salernitana. Se ci fossero state le indicazioni da parte da parte della giustizia sportiva, il Catania non avrebbe fatto partire la prevendita alle 14. Vabbè, comunque stasera parleremo anche di questo. Volevo solo aggiungere due cose brevissimamente. Cicerelli, che è uscito alla mezz'ora del primo tempo a Giuliano, non dovrebbe essere nulla di particolare. Comunque nella giornata di domani mattina se ne saprà di più, però insomma c'è un cauto ottimismo. E poi il Catania nelle prossime ore potenzierà lo staff dei fisioterapisti con un professionista, insomma, di spessore. Daremo stasera il nome? Probabilmente domani. Probabilmente domani. Vi posso dare questa anticipazione perché è una cosa in divenire, quindi ve la diamo già, insomma, con alta probabilità. Grazie al nostro Alessandro Vagliasindi. Vedo già collegati, magari vi facciamo vedere in rapida sequenza i colleghi che sentiremo dopo la pausa, perché adesso andremo a fermarci. Intanto Marco Gulà. Marco, arriviamo da te fra pochissimo, quindi resta lì. Poi andremo anche a Trapani, dove c'è il nostro Franco Cammarasana, anche da te arriviamo fra non molto, e poi andremo a vedere cosa succede a Siracusa, dove ieri si è vissuta una giornata particolarmente calda anche nel post gara, e oggi sono state riunioni febbrili nella mattinata. Vedremo se ci sono delle decisioni in arrivo. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Grazie a voi.
Breve sosta, fra poco di nuovo insieme partiremo dalla Serie B che comunque si è fermata questa settimana, ricomincerà la prossima e ci sarà un big match per il Palermo che è sempre impegnato, sempre partite difficili nel campionato cadetto e vedremo che cosa succederà, se ci sono giocatori in bilico oppure no. A dopo, a fra pochissimo. Siamo alla seconda parte di Anteprima Corner, ripartiamo dalla Serie B, dal Palermo con Marco Gullà. Prima ho detto che la squadra di Inzaghi insomma, si ritrova con un big match alla ripresa, ma non è soltanto la sfida con il Modena, diciamo in questo mese di ottobre ad animare i pensieri di Inzaghi e di tutta la rosa, perché poi a seguire ci sarà la partita col Catanzaro e poi sarà la partita con il Monza, quindi diciamo che c'è un tris di partite non male. Marco. Anche le precedenti 3 partite che il Palermo ha giocato prima della sosta non è che erano state così semplici. È una squadra comunque in forma, ha vinto l'ultima giornata appunto contro lo Spezia, adesso si prepara a questo nuovo Mide Force che andrà a permettere, se qualora arrivassero punti, al Palermo insomma intanto di raggiungere il primo posto se dovesse battere il Modena in casa e poi magari di consolidare questa vetta. Ovvio che in questo momento di sosta Inzaghi ha avuto sicuramente tempo e tante ore a disposizione proprio per cercare di plasmare al meglio la sua squadra sia a livello psicologico ma anche a livello atletico, perché sappiamo benissimo che non giocare in campionato permette comunque di avere una maggiore insomma possibilità di fare pieni di benzina in vista poi ovviamente del proseguio del campionato. Però tu facevi cenno prima della pubblicità agli infortunati. Ebbene, il Palermo ne ha uno importante, che è Bani, lo abbiamo raccontato anche nei nostri servizi per il TG. Bani mancherà per un mese circa ed è un'assenza decisamente importante perché Bani è riuscito con la sua esperienza a calibrare ovviamente il reparto difensivo. Il Palermo in questo momento è la difesa meno battuta del campionato, solo 3 gol subiti e gran parte del merito è certamente di Bani, quindi non sarà facile rimpiazzarlo. Inzaghi ci sta lavorando, è probabile che si vada verso l'inserimento di Peda con Ceccaroni e poi uno tra Diachité, Pierozzi o Veroli in difesa, anche se è probabile che possa giocare Diachité con Pierozzi che invece viene visto meglio a centrocampo. E poi l'altro dubbio riguarda Ranocchia, giocatore che non ha giocato le ultime 3 partite prima di questa sosta, potrebbe recuperare, ancora non è arrivato un report medico chiaro da parte del Palermo, anzi non li fa mai, e quindi in questo momento c'è un dubbio legato proprio alla presenza o no di Ranocchia contro il Modena. Comunque è sulla via della guarigione, potrebbe essere tra i convocati per la gara appunto contro i Canarini e chissà essere in campo. Facciamo una fotografia sulla classifica del campionato di Serie B, quando ormai siamo, diciamo, abbiamo fatto un primo scorcio, un primo percorso, è vero è la seconda sosta, ma la prima è arrivata troppo presto. Adesso magari si incomincia a delineare qualche cosa, perché il Modena, il Palermo, il Frosinone, il Venezia, sono tutte lì. Ho citato soltanto alcune, manca probabilmente qualche altra squadra, mi riferisco al Monza perché probabilmente è in ritardo, non è riuscito ad avere diciamo, il giusto approccio, la giusta mentalità per calarsi in questa realtà. Il Catanzaro, che è uno dei prossimi avversari, è una squadra che l'anno scorso ha fatto abbastanza bene, però mancano ancora dei protagonisti. Manca ad esempio lo Spezia, che Palermo ha battuto nell'ultima. Diciamo che la classifica è certamente delineata almeno per le prime 3-4 posizioni, però non mancheranno, immaginiamo, nel corso della stagione degli outsider. Sì, diciamo che l'outsider già principale è il Modena, perché nessuno lo etichettava come possibile capolista del campionato, possibile vincitrice di questo torneo. Intanto lì è in vetta, se non dovesse perdere al Barbera manterrà la vetta della classifica, quindi possiamo già sicuramente definirla un outsider. Anche il Cesena vedo come possibile sorpresa, perché è una squadra che gioca un buon calcio con Mignani. Poi ovvio che secondo me Monza, Venezia torneranno insomma a salire, a ruggire
e soprattutto a essere lì a veleggiare le parti alte della classifica, anzi il Venezia già lo è. Quindi sicuramente non mancheranno poi ovviamente le squadre che piano piano inizieranno a rodare. E poi c'è il Palermo, ovviamente il Palermo se dovesse intanto battere il Modena è lì in vetta alla classifica, quindi sarebbe già primo un risultato importante. Ovvio che intanto quella di domenica è una partita abbastanza difficile e insidiosa. Tornerà al Barbera l'ex Di Mariano, che sicuramente non verrà soltanto per salutare i parenti ma anche per provare a infastidire la sua ex squadra. È una partita molto difficile perché il Modena tra l'altro ha un gioco molto offensivo e soprattutto riesce, insomma i dati sono questi, ad approfittare dei tanti calci di rigore che intanto è riuscita a incassare in questa prima parte di campionato. Quindi significa che comunque ha una produzione di gioco offensivo abbastanza fluido. Quindi non è assolutamente una passeggiata, anche se Angelo Modena dovrebbe essere un avversario alla portata di questo Palermo che sarà sospinto da oltre 33.000 spettatori. Grazie allora Marco Gullà, buon lavoro, ci racconterei l'avvicinamento a questa sfida già a partire, non dico dalle prossime ore, ma da domani. Grazie ancora a Marco Gullà da Palermo e adesso andiamo a Trapani perché dopo qualche settimana di difficoltà la squadra granata ha ritrovato la vittoria, ha ritrovato il sorriso, si avvicina e vorrei tornare se fosse possibile sulla classifica di Serie C, non quella di Serie B che vedo sul preview, ma quella di Serie C, perché il Trapani in qualche modo adesso ha lasciato quella che era la zona più calda, no? E si avvicina, certo ancora c'è un po' di distanza rispetto alla zona playoff, però pian piano prova ad emergere. Buon pomeriggio ancora Franco. Buon pomeriggio. Sì, Trapani una vittoria importantissima, vittoria sul rigore che compensa un pochino la delusione per quel rigore mancato in occasione della partita precedente con il Giuliano al 97esimo, il rigore fallito da Canotto che avrebbe dato altri 2 punti in più al Trapani. E per una squadra come il Trapani che deve recuperare la penalizzazione, gli 8 punti di penalizzazione, sarebbero stati davvero molto molto importanti. Dicevo della partita di ieri, con Trapani un pochino diverso, sicuramente migliore rispetto alle ultime trasferte, perché si è visto più possesso di palla e soprattutto una manovra decisamente votata all'attacco, se non sempre precisa negli ultimi 16 metri. Probabilmente, anzi sicuramente ha inciso in questa prestazione il recupero di giocatori importanti come Negro, Giron, Salines, Palmieri e soprattutto il recupero di Ficinal, che è stato l'autore del passaggio che ha consentito a Ciotti di destreggiarsi in aria e subire il fallo da rigore, che poi è stato trasformato dallo stesso Ficinal che ha concluso altre 3 o 4 volte verso la porta avversaria, a dimostrazione di quanto questo giocatore di origine altoatesina sia importante per l'attacco, per il reparto avanzato del Trapani. Da segnalare anche la prestazione del portiere Galeotti, autore di una partita davvero importante anche egli, almeno 3-4 interventi decisivi su altrettanti attacchi della Cavese, che si è confermata squadra in forma, lo aveva dimostrato contro la Salernitana nel derby della settimana precedente e che ha avuto anche essa le buone occasioni per violare la porta del Trapani. Buon per il Trapani che ha questo portiere che personalmente io non conoscevo, non ne avevo sentito parlare, ma si sta confermando davvero un portiere molto molto bravo. Allora Franco, prossimo avversario per i Granata, perché a questo punto si deve incominciare a concretizzare ancora di più. 4 punti il distacco in questo momento dal 10° posto, che rappresenta anche la zona playoff, ma le ambizioni, sappiamo, della squadra del presidente Antonini sono altre. Altra trasferta difficile, peraltro contro una squadra come l'Atalanta Under 23, squadra giovane ma molto valida sotto l'aspetto prettamente tecnico.
Aronica spera di recuperare qualche altro giocatore e tra questi anche Vasquez e anche Canotto, che ieri non ha giocato ma non era nemmeno in panchina perché in parte di riscaldamento ha accusato un problema muscolare, si dice che sia di lieve entità, per cui dovrebbe tornare ad essere disponibile. Sicuramente anche questa è una trasferta molto molto delicata e importante soprattutto per quanto riguarda la classifica. Speriamo bene. Benissimo, grazie allora anche a Franco Cammarasana che ci ha raccontato le vicende che riguardano il Trapani, dalla serenità, dalla tranquillità riacquisita dalla formazione di Aronica e del patron Antonini. Invece adesso andiamo a Siracusa dopo un altro pomeriggio, diciamo difficile, complicato, con contestazione. Possiamo fare vedere anche le immagini raccolte all'esterno, dico grazie alla regia per questo breve filmato. Dunque Marco, vedete qui i tifosi del Siracusa. Qual è in questo momento la posizione di Turati? C'è una riflessione sul suo ruolo o altrimenti si cercheranno altrove le soluzioni? Sì, Angelo, buon pomeriggio. Qui a Siracusa sono in corso dei confronti, valutazioni, diciamo così, in una situazione particolarmente delicata, quella che si sta vivendo dopo l'8ª sconfitta in 9 partite, che ha dato il via, come abbiamo visto dalle immagini, ad una dura contestazione che era già nell'aria per la verità dopo il KO del Massimino, ma che ieri con il pubblico esasperato in seguito all'ennesima sconfitta è precipitata. Nel dopogara, appunto, centinaia sono stati i tifosi azzurri che hanno attesi i giocatori, c'è stato un confronto, giocatori che hanno provato a calmare le acque, alcuni di loro nel mirino, oltre al presidente Ricci, giocatori come Guadagni che ieri non hanno convinto, soprattutto la mancanza di carattere è quella che è imputata alla squadra, necessaria per vincere partite come quella di ieri col Sorrento, che per la verità sembrava un avversario alla portata dei Leoni. La posizione di Turati, come mi chiedevi, è inevitabilmente a rischio. Per Turati, ecco, in un primo momento si era parlato di dimissioni, voce che però poi nella serata di ieri non ha trovato conferme. Certo è che in un momento così delicato, dopo anni in cui qua in città si era abituati a vincere, ecco, bisognerà fare qualcosa per provare a rimediare ad una situazione difficile. Il tempo è sicuramente un alleato degli azzurri, che però inevitabilmente, ecco, dovranno cambiare qualcosa se vogliono svoltare. Turati, se non quello di aver voluto portare avanti il suo credo calcistico, il suo modo di giocare, non sembra venire additato dai tifosi come principale responsabile di questa situazione. Fatto sta che insomma adesso rimane al suo posto, non sembrerebbero almeno al momento di esserci novità, dunque pare che il futuro per il Siracusa sia quello, almeno adesso, di continuare sulla falsariga di quanto accaduto finora. Marco, ma visti i risultati, considerato che in 9 partite sono arrivate 8 sconfitte, la riflessione va fatta anche da parte della dirigenza del Siracusa, nel senso che probabilmente nel momento in cui c'è stato il salto di categoria, cioè il passaggio tra i professionisti, forse, dico forse, andava fatta una programmazione diversa sul piano, voglio dire, anche della esperienza dei giocatori che sono stati affidati e che Turati ha in rosa. Guarda Angelo, una riflessione qui è stata fatta da molti, è quella che se il Siracusa avesse continuato, comunque avesse puntato sugli uomini e sui giocatori, sull'ossatura della squadra, che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie C, probabilmente l'inizio sarebbe stato diverso, con un gioco ben rodato, con un allenatore che era già diciamo, proiettato verso una squadra che sapeva cosa fare. Sicuramente ci sarebbero state meno difficoltà in questa fase iniziale del campionato. Tuttavia, ecco, il fatto di aver messo in campo dei giocatori, molti di loro si trattava per una prima esperienza in campionati importanti come quello di Serie C, ha inevitabilmente, ecco, fatto sì che mancasse l'esperienza e la cattiveria necessaria nei momenti determinanti delle partite. Anche ieri abbiamo visto come Siracusa sia riuscita in tantissime occasioni a creare gioco, a creare occasioni, però poi ecco, mai a concretizzare. È un po' questo il leitmotiv che si propone e si ripropone domenica dopo domenica, e sta un po', ecco, esasperando l'ambiente, i tifosi, che comunque ha portato ad una situazione stagnante. Tra l'altro adesso si parlava di un filotto di partite più semplici, ma ricordiamo che il Siracusa giocherà in trasferta contro la Casertana, un'avversaria molto valida sotto tutti gli aspetti, poi con il Casarano in casa, altra squadra che, come dicevamo, ha mantenuto l'ossatura della scorsa stagione, una neopromossa, poi il Giuliano, ecco, tutte formazioni di categoria che se ecco, verranno affrontate in questo modo sono squadre che non regaleranno nulla, quindi se non si cambia il modo di
stare in campo, ecco, difficilmente Siracusa potrà uscire da questa situazione. Allora, capiamo che la situazione è complicata e difficile e che la dirigenza comunque sta riflettendo in queste ore su quali possono essere nell'immediato, perché poi sul mercato è difficile poter intervenire in questo momento se non tra gli svincolati. Bisognerà aspettare la pausa di fine anno per poter allacciare diciamo così, delle trattative e inserire in questa rosa uomini che possono garantire una certa esperienza, ma soprattutto, mi permetto di dire, in fase realizzativa prolifici, perché Siracusa magari costruisce tanto ma alla fine raccoglie davvero molto poco. Grazie al nostro Marco Petrolito da Siracusa. L'appuntamento con Anteprima Corner come sempre è a lunedì prossimo, sempre a quest'ora. Intanto vi dico che noi ci ritroviamo questa sera alle 20:45 sempre su Telecolor con Corner, una versione estesa per approfondire il successo, analizzare il successo del Catania sul campo del Giuliano, ma non solo quello, ci proietteremo su altri temi. Uno di questi chiaramente è Torre del Grifo. 16 di ottobre è una data importante, cercheremo di capire che cosa potrebbe succedere per l'assegnazione della struttura, ma non soltanto di questo ci occuperemo, torneremo anche con la Moviola e altro ancora stasera 20:45 a Corner. Auguri a tutti di un buon pomeriggio.